Valeria Mantovano, siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale, lunga, faticosa, difficile. Dammi 3 parole per raccontarla. Allora, è stata una campagna elettorale sicuramente intensa, entusiasmante e ricca di energie. Una campagna che, vi dico la verità, non avevo mai avuto la fortuna di vivere, e questa forse è stata una delle più belle, anzi è stata la più bella. Ti sei anche divertita? Tantissimo. Abbiamo visto, hai fatto tanti incontri, hai incontrato tanta gente, hai fatto feste. Abbiamo detto faticoso, ma c'è stata qualche domanda che ti hanno fatto i cittadini che non ti aspettavi? Che non mi aspettavo, no, domande lecite molte, domande lecite sia per quanto riguarda il futuro di Portoviro, quindi dei progetti da portare avanti, sia per quanto riguarda anche la mia decisione di candidarmi con una lista alternativa all'attuale. Domande che spero di aver in qualche modo risposto in maniera trasparente e con la massima semplicità. Tutti ti hanno chiesto perché ti sei candidata. Mi sono candidata perché io ho un modo di pensare che a volte è anche molto ambizioso, ma ambizioso per il Paese. Penso che Portoviro non debba avere dei vertici che siano in qualche modo un freno a mano, ma debba avere in testa persone che abbiano sì competenze, ma anche il coraggio di fare delle scelte innovative che portino realmente cambiamenti per questo Paese che oggi sta vivendo forse la fase più drammatica e più silente della storia. Allora, lunedì pomeriggio diventi sindaco di Portoviro, una cosa che dici la farò il più presto possibile, una cosa che dici non la faccio mai al mondo da qui all'eternità. Allora, sicuramente se lunedì dovessi essere proclamata sindaco, la prima cosa da fare è il ricorso al TAR contro il decreto ministeriale che ha di fatto tolto l'IMU del rigassificatore alle casse di Portoviro per darla a Porto Tolle. Lì, oltre a fare questo ricorso, sarà necessario prontamente andare al Ministero della Transizione Ecologica e capire dove è stato l'errore, perché secondo me questo si tratta di un grosso errore anche di trascrizione. Chiaro. E altre priorità naturalmente saranno sicuramente la piscina, che deve essere presa in mano subito per riuscire a poterla far ripartire almeno da settembre, non dico da subito ma da settembre, e soprattutto anche il discorso del cinema, perché non si tratta solo di divertimento, ma si tratta di dare un servizio importante alla comunità, perché oggi sappiamo che le famiglie a Portoviro non trovano più motivo di svago, motivo di convivialità. Oggi, oltre ai ristoranti d'eccellenza o ai bar che abbiamo in paese, non c'è altra prospettiva, mentre qualche tempo fa Portoviro aveva veramente tante cose da offrire. E quindi Portoviro riparte proprio perché Portoviro era un punto di riferimento fino a qualche anno fa. Dopodiché, tra avvenimenti imprevisti, ma avvenimenti che potevano essere prevedibili dalla politica anche locale, Portoviro si è svuotata un po' di quelle eccellenze che poteva offrire. Abbiamo parlato di programmi, ci restano 10 secondi per dire ai portoviresi perché domenica devono votare per te. Allora, perché devono votare per questa lista? Io sicuramente, ognuno è libero di fare ciò che ritiene meglio nelle urne, però penso che sia giunto il momento di diventare protagonisti di un vero cambiamento, di mettere alla prova persone, non dico nuove, perché comunque buona parte della lista è composto di persone che hanno già avuto incarichi amministrativi, però voglio dire, date la possibilità anche a chi non ha avuto la possibilità di amministrare per molti anni, un po' perché dico, ed è umano, l'entusiasmo di chi amministra da ormai 20 anni può essere in maniera anche lecita scemato. Per questo dico, diamo forza, diamo speranza a una lista che comunque la voglia di fare ce l'ha, le competenze ce l'ha e soprattutto le conoscenze romane e a livello regionale ce le ha e le ha dimostrate. Metteteci alla prova, portoviresi. Noi sicuramente non vogliamo deludere, non vogliamo tradire, ma abbiamo tanta voglia di fare. Insieme a voi possiamo davvero essere protagonisti di un cambiamento che toccheremo con mano. Grazie Valeria, in bocca al lupo. Crepi, grazie. No, viva il lupo!